Finalmente i primi acquisti ufficiali in casa Akragas. Dopo che ieri erano stati firmati i contratti con il centrocampista a destra bulgaro, classe 98, Dulgerov, e con l'altro centrocampista, Maiko Candiano, proveniente dal Marsala, ecco il colpaccio. Dalle Birkirkara, Serie A maltese, arriva il nazionale classe 1993, Zach Muscat, difensore centrale che sembra destinato a una grande carriera. L'ufficialità del passaggio al gigante è stata data direttamente dal club maltese sul proprio sito internet. L'atleta è esordito in nazionale maggiore lo scorso mese di settembre nel match perso dalla selezione di Gherin 1-0 contro la Slovenia. Ha giocato anche contro l'Italia di Conte, annullando niente meno che Pellè. Totò Catania lo seguiva per conto dell'Akragas già da qualche mese. Lo stesso dirigente era stato a Malta ospite dell'allenatore tedesco che in coppia con l'agrigentino Accurso Sclafani guidava proprio il Birkirkara. Catania era rimasto subito folgorato dal modo di giocare di Zach Muscat, che aveva disputato 2 grandi prestazioni anche contro il West Ham nel secondo turno dell'Europa League. Con la nazionale under 21 maltese conta 9 presenze e anche 2 reti. Con il Birkirkara dalla stagione 2012 ha collezionato diverse presenze, segnando anche 2 gol. Ricco anche il bottino di trofei, ha vinto un campionato maltese, una Coppa di Malta e 2 Supercoppe maltese. Un giocatore di sicuro valore che andrà a rinforzare il reparto arretrato. Gioca meglio con una difesa a 3, ma anche a 4 ha dimostrato di non andare mai in difficoltà. Con lui le Grottaglie potrebbe finalmente optare per la linea difensiva a 3 che ha in mente da tempo ma che non è riuscito mai a mettere in pratica proprio per la mancanza di giocatori in rosa. Il mercato dei biancazzurri comunque non si esaurisce con questi 3 volti nuovi. Serve un esterno difensivo, un esterno alto e un centravanti. Molto probabilmente saranno tutti stranieri, sembra infatti che il russo sia stato scartato dalle Grottaglie, così come il fluidificante Licata.